io faccio gli onori di casa. In realtà io non presento il film, dirò pochissimo, presento Igor Vazaz che presenterà il film, però vorrei dire proprio due cose su come si inserisce questa iniziativa di stasera negli incontri su Don Giovanni che si stanno svolgendo, qualcuno di voi li ha seguiti, ci sono dei dialoghi, degli spettacoli, perché l'iniziativa è fatta dall'Ateneo con il Teatro Verdi, e quindi al Teatro Verdi ci sono tutta una serie di spettacoli. L'Ateneo ha organizzato dei dialoghi e ci sarà, vi dico già ora, il 27 marzo, un dialogo alla Gipsoteca con Anna Barzotti, Gianni Iotti e Marzia Pieri su Don Giovanni a teatro, da Molière alle riscritture contemporanee. Poi il 14 aprile Leonardo Amoroso e Carla Benedetti al Museo della Grafica che parleranno di sedotte e seduttori. Il 7 maggio Antonella Galanti e Maurizio Iacono che parleranno su Don Giovanni, figura della malinconia. Insieme a questi dialoghi vanno avanti anche i film. C'è stato è già cominciato il ciclo dei film. I prossimi dopo quello di stasera sono L'uomo che ama le donne di Truffaut e poi Casanova di Fellini. Questo ciclo di film è organizzato da Maurizio Ambrosini con la mia collaborazione e la collaborazione preziosa dell'Arsenale. Ci sarà poi probabilmente il 6 maggio qui all'Arsenale anche un pomeriggio dedicato al Don Giovanni in televisione, quindi una scelta di brani di sceneggiati televisivi con le teche Rai che saranno illustrati da Silvia Moretti per chiudere il ciclo dei film anche con uno sguardo sulla televisione. Igor, vieni qua. Allora, il lavoro che vediamo stasera è un lavoro molto interessante, molto importante nella filmografia di Carmelo Bene, fra l'altro dal mio punto di vista è un film sperimentale come altri che ha fatto Carmelo Bene. Lui forse ci coprirebbe di insulti per questo aggettivo sperimentale, ma effettivamente è un film ricchissimo, con una quantità incredibile di inquadrature, con un montaggio strepitoso, con effetti, con andata e ritorno, insomma salti cronologici, quindi interessantissimo dal punto di vista formale e concettuale. Abbiamo voluto che fosse Igor Vazaz a presentarlo perché Igor Vazaz non solo è un collaboratore anche dell'università sia per i corsi di televisione che per quelli di teatro, ma è uno studioso appunto che si muove nei territori di cinema, televisione, teatro, con veramente musica anche, insomma ha tante attività e tanti campi di studio, ma anche di attività creativa, e ci è sembrato lo studioso più interessante e preparato su Carmelo Bene, quello in grado di dire qualche parola senza pretendere ovviamente di esaurire un autore così importante. Fra l'altro mi dicevano poco fa che oggi è l'anniversario della morte, perché lui è morto il 16 marzo del 2002, e Igor Vazaz fra l'altro insieme a Carlo Tito Manlio e a Giacomo Verde, non so se ho detto tutti, ha fondato una rivista dal nome un po' futurista, Elettro Rivista, che si chiama come si chiama il titolo della rivista? Lo sguardo di Arlecchino. Ecco, Lo sguardo di Arlecchino, che fra l'altro vi consiglio di andarvela a vedere in rete, ed ha veramente molte sezioni, anche queste con dei nomi insomma creativi, diciamo arlecchineschi, è veramente molto interessante. Questa è solo l'ultima, credo, in ordine di tempo delle sue tante attività. Allora gli lascio la parola e lo ringrazio. Vabbè, grazie Sandra. Dunque, intanto buonasera a tutti. Ritrovarsi a parlare in pubblico di Carmelo Bene è sempre qualcosa di implicitamente imbarazzante, proprio perché
Bene stesso spregiava qualsiasi dimensione della banalizzazione. Dico banalizzazione, in qualche modo mi ci metto dentro, perché chiunque svolga una attività didattica, questo lo diceva Sartre, si traveste da banalizzatore, perché cerca di semplificare qualcosa di più complesso, rendere digeribile qualcosa di più complesso. Bene, come artista, come presenza nel Novecento italiano e europeo, ma non solo, Carmelo Bene ha sempre fatto l'esatto contrario, e questo è qualcosa che si respira in tutta la sua opera. Benché Bene fosse un grandissimo comunicatore, uno degli interpreti migliori della comunicazione mass mediatica, attraverso l'arma dello scandalo, come dire, da post-futurista, lui è riuscito ad alimentare una figura titanica, gorgonica, di grandissimo distruttore, e quindi a far parlare di sé, quasi facendo sembrare di non voler far parlare di sé. Nonostante appunto questo cotè da grandissimo comunicatore, che poi avrebbe avuto, come dire, successive rivisitazioni, Bene in realtà rappresenta una sorta di punto nero proprio rispetto alla comunicazione applicata all'arte. In realtà con Bene, sia a teatro, sia nella letteratura, sia nel cinema, entra in crisi scientemente, volutamente, si mette in crisi il principio stesso del soggetto, il principio stesso dell'enunciare un messaggio. L'arte non è un messaggio che monta, come dire, sale su un significante per veicolare un significato. Bene stesso diceva, tra i 30 e i 45 anni ho letto di tutto, ho letto continuamente, ed è esattamente in un lasso di tempo di una quindicina d'anni che Bene si alimenta la propria fantasia, la propria cultura, di una serie di elementi disparati eppure rigorosamente coerenti nella sua elaborazione filosofica, perché c'è nell'opera e anche in quella parte, diciamo, di teorizzazione implicata da ciò che ha fatto Carmelo Bene, un grandissimo rigore filosofico veicolato, come dire, direzionato a una fortissima anarchia, un'anarchia non politica, ma un'anarchia esistenziale, un'anarchia che mette, e qui riprendo il discorso di prima, in questione il fatto del soggetto, il fatto della comunicazione, lo stesso principio per cui un artista si dovrebbe collocare in una posizione superiore rispetto allo spettatore e far passare un messaggio. Bene, in realtà questo lo distrugge sin dal primo Caligola, sin dal 59, sin dai suoi esordi teatrali, ed è come se per tutto il resto della carriera non facesse altro che non impiegasse un lavorio costante su questo principio. Il Don Giovanni è un film importantissimo, è il terzo lungometraggio della filmografia beniana. I film di Carmelo Bene sono film impossibili, così come gli stessi spettacoli sono spettacoli difficili da cogliere, difficili da capire, perché nella comunicazione artistica per Bene non si deve capire, non è importante capire. Capire vuol dire contenere, vuol dire prendere qualcosa, vestirlo, avvolgerlo e quindi dominarlo. Ma il messaggio
il messaggio artistico, ammesso che si possa parlare di messaggio artistico, non si può dominare per sua stessa natura. Lo si deve infrasentire, se ne deve cogliere la vibrazione, se ne può cogliere la vibrazione. Questo era ciò che impediva, per esempio, a Bene di essere davvero compreso, ammirato dal pubblico piccolo borghese, dal pubblico medio, quel pubblico che lui rifiutava a prescindere. Non lo rifiutava per contestazione politica, perché a Bene non gliene importava niente della rivoluzione, che pure molti erano, come dire, di cui molti erano fautori o più o meno dichiarati. Bene rifiutava il pubblico medio e infatti è stato apprezzato o dagli intellettuali o da un pubblico, diciamo, artisticamente, culturalmente analfabeta. Cioè, una tipologia di pubblico disposta in qualche modo a sintonizzarsi su altre frequenze che non fossero quelle della comprensione razionale. Non perché non ci sia qualcosa da comprendere razionalmente, ma perché a contatto con l'estetica di Bene si deve essere disposti a mettere da parte delle categorie interpretative che altrimenti che sono quelle, diciamo, consuete. Don Giovanni è un piccolo sunto della sua poetica. Come film è interessante perché rappresenta l'unico film di un'opera che lui non mette mai in scena a teatro, anzi, usare la parola mettere in scena con Bene è sempre un errore, così come è un errore chiamare recitazione quella che poi lui impiegava, che era una recitazione, ma con dei canoni e con una misura completamente diversa. Per lui si dovrebbe, rispettandone la pratica, parlare di togliere di scena. Non a caso che l'Amleto che lui metterà in video si intitolerà qualche anno dopo il Don Giovanni che vedremo, Un Amleto di meno. In lui c'è sempre un'ottica di contestazione, di sottrazione di certezza per il pubblico e di messa in crisi di tutto ciò che è sedimentato, di tutto ciò che si dà in qualche modo per accertato, quasi per scontato. Appunto Don Giovanni è l'unica opera che lui in realtà non porta mai a teatro, contrariamente per esempio a Nostra Signora di Turchi, contrariamente alla Salomè, di cui questo Don Giovanni è una preconizzazione nell'esplosione dei punti di vista, nell'esplosione delle inquadrature. Vedrete un film con qualcosa come 4.000 inquadrature, girato in pochissimi metri quadri, anche perché il cinema di Bene rappresentava sempre e ha rappresentato in tutti i suoi episodi una sorta di totale follia, una follia che lo ha portato spesso a perdere tantissimi soldi, a misurarsi con una critica che rimaneva, che o lo adorava o lo contestava quasi a prioristicamente. Le 4.000 inquadrature del Don Giovanni preconizzano appunto quell'esplosione di estetica che poi sarà la Salomè di qualche anno più tardi. Allo stesso modo il riferimento letterario sotteso dal Don Giovanni Beniano è in riferimento a uno dei suoi autori preferiti. Lui aveva questa sorta di rifugio dello spirito nel decadentismo francese e infatti la storia, che in realtà poi è un pretesto a cui si riferisce il Don Giovanni, il lungometraggio, è un racconto di Barbey d'Aurevilly, autore francese di fine Ottocento, autore delle Diaboliche. Una dei racconti delle Diaboliche è la fonte del Don Giovanni, ma allo stesso tempo
il dedalo di riferimenti letterari, pur senza fare di Carmelo Bene un autore postmoderno. Bene ha vissuto praticamente contestando da sempre, contestando in ogni modo il Novecento artistico, pur interpretando pur assumendo su di sé nella sua pratica alcuni stilemi novecenteschi, però tutto sommato Bene spregiava le avanguardie, spregiava l'esigenza di originalità, che è una delle caratteristiche principali dell'arte del Novecento. Lui diceva che il Novecento ha prodotto un'arte di imbellettatori di cadaveri. I riferimenti sottesi dal Don Giovanni di Bene vanno intanto da Joyce, partono da Joyce, perché Ulisse è per Bene uno dei libri più importanti della storia, nella scomposizione, nella dissoluzione del soggetto, nella moltiplicazione dei punti di vista. Il Don Giovanni si chiude, non è importante fare spoiler come si suol dire, si chiude la storia si chiude con uno specchio che si rompe, che è anche una sorta di intercettazione di uno stilema di Borges. C'è una criptocitazione di Jorge Luis Borges sul finale del film. Ma la moltiplicazione dei punti di vista rappresentata dal montaggio e dalla miriade di inquadrature impiegate non è una moltiplicazione dei soggetti, non è una moltiplicazione del punto di vista soggettivo, è semmai la sua stessa obliterazione, il suo stesso venir meno dell'occhio del soggetto, della possibilità di riunificare la realtà, di riunificare ciò che si vede tramite un punto di vista, qualcosa che in qualche modo possa saldare, rassicurare. Tutto quello che fa Bene in realtà sembra quasi originare da una necessità furente, bruciante di contestazione. Anche il suo stesso utilizzo della tecnica. In un saggio di una studiosa che ha transitato anche per Pisa, si parla che è Giulia Palladini, si parla, riferiti all'utilizzo del linguaggio video di Carmelo Bene, di controtecnica. Ebbene, il concetto di controtecnica è perfetto per descrivere l'atteggiamento che Carmelo Bene ha rispetto a qualsiasi strumentazione estetica, qualsiasi tipo di armamentario. Come attore Bene interpreta, riprende tutta la tradizione grandattorica italiana, uno dei motivi appunto che ha reso l'attore italiano importantissimo sino al secondo Novecento. Il grande riferimento di Bene era probabilmente Memo Benassi. Bene acquisisce i mezzi tecnici del grande attore, una capacità vocale incredibile, una capacità interpretativa fortissima, per ribaltando completamente il modo di usarla, contestando tramite l'utilizzo della tecnica la tecnica stessa. Per cui spesso nelle sue performance teatrali, come dire, premeva sulle parti inconsistenti di testo, buttando scientemente via, non per mancanza di avvedutezza, proprio per indole da rovesciatore, buttando via le parti che la tradizione aveva ingessato. Questo avviene anche nell'utilizzo, nell'interpretazione delle tecniche cinematografiche. Ed è questo che in qualche modo ritroviamo nel pullulare di sguardi.
C'è un aspetto, io non so quanto posso, tra l'altro non ho preso tempo, eccetera, non voglio, ecco, siamo quasi alla fine, non voglio sottrarvi tempo al film. C'è una, spero di avervi dato qualche stimolo, non tanto per provare a conoscere, ma per provare ad avvicinarvi a un film che non vi sarà amico, che non vi si offrirà, che andrà semplicemente avvicinato e provato a sentire, cercando di abdicare alle categorie di giudizio, alle categorie di lettura a cui siamo, che applicheremo a un qualsiasi altro lungometraggio. Mi concederei solo, giusto per salutarvi, una considerazione. Bene ha avuto tantissimi nemici durante la vita, proprio perché è stato un artista difficile, volutamente, scientemente difficile. In questo assumeva, come dire, aveva reinterpretato un atteggiamento probabilmente desunto anche da tanto futurismo, la necessità quasi sempre di mettere il dito nell'occhio dell'interlocutore. Allo stesso tempo, una volta che è venuto a mancare, Ben è diventato quasi una sorta di simulacro intoccabile della nostra cultura, cioè tutti i nemici che aveva accumulato e che sono tranquillamente rintracciabili, nel senso molti sono vivi, basti vedere, recuperare una delle mitiche puntate al Maurizio Costanzo Show, gli uno contro tutti, su cui poi sono state pubblicate tesi, eccetera, per ricordarsi, per vedere come erano in qualche modo gli schieramenti. Adesso anche proprio all'interno dell'università che lui sostanzialmente disprezzava, chi lo contestava o chi storceva la bocca di fronte alle sue opere pare che non sia mai esistito, e questo mi sembra quasi una sorta di beffardo destino a cui sono avviati i geni, perché se in qualche modo l'idolatrarlo quasi acriticamente in vita da parte di alcuni e anche il contestarlo sulla base di una forte antipatia, Ben è stato un grande antipatico della nostra cultura, erano strumenti che avevano come dire che avevano un risultato molto, molto simile, ossia quello di equivocarne veramente l'urgenza, la necessità del lavoro. Anche la monumentificazione successiva è qualcosa di errato, di sbagliato, che ha veramente l'unico esito è quello di una cristallizzazione, si prendono questi, si mettono in una teca e si rendono completamente inerti. In realtà con l'opera di Bene, secondo me, conviene ingaggiare una lotta basata sul confronto diretto, basata sulla possibilità e il tentativo di farsi investire da qualcosa di veramente diverso. E niente, io adesso mi interromperei, anche perché insomma abbiamo già chiacchierato abbastanza ed è meglio dare luogo alle immagini. Grazie, buonasera.